Euroregioni News. Partigiani nei libri di storia, partigiani nei romanzi. Presentare il proprio libro davanti a una platea gremita è sempre un grande piacere per la giornalista del Corriere della Sera Anna Maria Catano. Quando però il pulpito è quello dell'aula magna di un istituto scolastico superiore, le cose cambiano notevolmente, giacché di fronte hai una marea di minorenni e a fianco la professoressa Maddalena Vienzo, dirigente scolastica. La cosa che mi ha colpito particolarmente di questo libro è il sottotitolo, Ribelle per amore, perché il partigiano Franco è la testimonianza dei nostri ragazzi di oggi che comunque appassionati alla vita, appassionati alle cose, ai diritti poi che ci sono e che loro a volte condividono e a volte no, può essere un esempio, una testimonianza. Questo è il primo motivo che mi ha coinvolto. E secondo motivo perché l'autrice è una mia carissima amica con cui ho condiviso i banchi di scuola, per cui insieme poi siamo cresciute con vari percorsi, io qui a Udine e lei a Milano nel suo percorso di giornalista, Milano, Torino e in giro per il mondo, ma ha raccontato la sua esperienza di famiglia e perché no presentare una testimonianza di questo tipo ai ragazzi di oggi che comunque partigiani fra virgolette ma resistenti ai valori della vita ce ne sono ancora oggi. Sì, sono ragazzi di 14-15 anni, ma sono proprio i ragazzi che rimangono affascinati e coinvolti di più in questa storia, perché è la storia di un ragazzo, è la storia di un ragazzo che a 14, 15, 16 anni si trova seduto su un banco di scuola e deve fare una scelta. A 18 anni questi ragazzi dovevano presentarsi al servizio di leva e arruolarsi nella Repubblica di Salò, pena la fucilazione. Erano i ragazzi della quinta B del liceo Arnaldo di Brescia. Franco fa la scelta di partire partigiano, altri faranno scelte diverse, come nel libro viene raccontato. E quindi è una storia che racconta la storia attraverso una vicenda vera, rigorosamente vera, ricostruita per documenti, testimonianze, perché molti dei protagonisti del libro sono ancora viventi, anche novantenni, e quindi li appassiona particolarmente. Io nelle scuole ormai sto girando da un po' di mesi e ho affrontato ragazzi di liceo e ragazzi anche di scuole professionali, addirittura una classe di pasticceri, e devo dire che si lasciano coinvolgere veramente tanto in questa storia, perché i valori che ci sono dietro, l'amore per la libertà, l'amore per la democrazia, il diritto al voto, sono sono valori che interessano ancora loro, e queste storie vale la pena di conoscerle. Poi ce ne state tante, non è quella di Franco l'unica. Franco è uno dei tanti ragazzi che in quel periodo si sono trovati a affrontare questa situazione. Però affinché Franco non sia morto invano, io credo che questa storia valga la pena di raccontarla e di continuare a raccontarla anche nelle scuole, perché il libro di storia sarebbe stato, i ragazzi l'avrebbero definito, posso dirlo, palloso. Questo è un libro scritto in maniera assolutamente divulgativa. Il mio obiettivo era quello di renderlo veramente fruibile e al massimo possibile, che chiunque, anche appunto un ragazzo di 14 anni senza preparazione storica e senza memoria del tempo, potesse appassionarcisi e potesse comprendere almeno una parte della nostra storia passata. E quindi è un libro che si legge, io dico sempre scherzando, è più facile leggerlo che raccontarlo, è più veloce leggerlo che raccontarlo, perché si legge in un'ora la sera e si può leggere con vari tagli, perché è una storia d'amore di una madre per un figlio, perché è la storia della mamma che cerca disperatamente il figlio di cui non si ha più notizia, è la storia di Franco, che è un ragazzo adolescente che compie delle scelte coraggiose e generose, è la storia di una famiglia di antifascisti che paga caramente un prezzo molto alto col carcere entrambi i genitori, e questa scelta di essere antifascisti, di non prendere la tessera unica del partito, che ha significato anche perdere il lavoro per il papà.
e quindi tutti questi elementi servono a raccontare un pezzo di storia italiana, quello della Resistenza, che è credo un momento importante e che determina anche la storia di oggi, cioè i valori della libertà, della democrazia, della resistenza scritti nella nostra Costituzione per me rimangono fondamentali e vanno insegnati alle generazioni giovani. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.